Venerdì 24 ottobre in Sala Ercle a Portoviro l'apertura campagna elettorale di Valeria Mantovan per le elezioni regionali del Veneto del 23 e 24 novembre 2025. Sala gremita, molti ospiti che adesso andiamo a conoscere. È una serata come me l'aspettavo, fotonica, con una Valeria Mantovan determinata, brava, capace, bella. Una fuori classe? Una fuori classe. Grazie Sindaco. Che serata è stata? Fantastica, bellissima, sono tutta piena di pelucchi, non so il perché, e grazie anche a dei ragazzi straordinari che mi hanno aiutato nell'organizzazione e in tutto, davvero tanto entusiasmo, tanta partecipazione. Si aspettava tanta gente? Tanta sì, ma non così tanta, per cui veramente un'emozione, ogni volta è un'emozione vedere così tanta gente, perché vuol dire che il cittadino vuole essere partecipe. Come si prospetta questa campagna elettorale? Beh, una campagna elettorale molto intensa che vede Fratelli d'Italia protagonista e sono sicuro che abbiamo una lista molto competitiva e sono sicuro che faremo un grande risultato. Ecco, Rovigo, l'abbiamo detto prima, è stata un po' trascurata. Riuscirete a risolvere anche questo nostro campo iniziale? Beh, sicuramente la provincia di Rovigo, che ho girato molto negli ultimi tempi con la delega al Consiglio provinciale, ha grandissime peculiarità, ha delle grandissime realtà. Siamo il granaio del Veneto, abbiamo il più alto tasso di imprese a guida della donna e questo ci fa sicuramente ben sperare per quello che riguarda il nostro futuro, ma per questo dobbiamo avere dei rappresentanti all'altezza e l'unica possibilità che possiamo avere è quella con Valeria Mantovan in regione di dare assolutamente risalto e far sentire la nostra voce forte come polesani in Veneto. E Benetti. E speriamo Benetti. Che serata è stata, senatore? Serata stupenda, posso dire stupenda. Si è parlato di politica, politica nazionale, politica regionale, politica locale e chiaramente cosa è emerso? Una volontà di collaborare tra chi è nei vari enti, a maggior ragione se c'è anche affinità politica, ma a prescindere da questo per l'interesse dei cittadini, per l'interesse di un territorio. Abbiamo parlato che Valeria, candidato sindaco, è il collante giusto tra il governo che ho l'onore di rappresentare, gli organi locali, quindi intesi le istituzioni, ma soprattutto il contatto con i cittadini. Una candidatura molto importante anche per questa provincia, una provincia che qualcuno dice dimenticata. Nei vostri progetti è di rivalutarla questa provincia? Beh, insomma, dire che è una provincia dimenticata Fratelli d'Italia è un po' dura, perché visto che abbiamo scelto un assessore già in questa legislatura di Fratelli d'Italia e proprio di Rovigo, e quindi a dimostrazione di un'attenzione particolare. Una provincia simile molto a Belluno aveva due assessori, mentre Belluno uno solo e neanche uno di Fratelli d'Italia, quindi una dimostrazione di attenzione costante. Sappiamo di poter continuare a fare un ottimo lavoro anche in questa provincia. Abbiamo una lista molto competitiva che serve a tutti, serve per attirare consenso, ma anche per raccontare, avere quelli candidati che racconteranno ciò che andremo a fare in questi i prossimi 5 anni. Quindi credo che Valeria possa essere il traino di questa lista, ma accanto a lei ci sono anche altre persone e altri candidati, Elena Gagliardo, Mattia Moretto, Fabio Benetti e Luca Prando, che sanno rappresentare i territori e sanno essere vicini alla gente.